Dottore Provenzano, l'associazione Alzheimeriani Non Più Soli organizza oggi un interessante convegno sulla rete assistenziale nel territorio, medici di base a confronto. Sì, è proprio questo l'obiettivo dell'evento, cercare di rimodulare, riorganizzare l'assistenza ai pazienti fragili, perché basti pensare, ad esempio, a molti pazienti che vivono in una fase di solitudine, il compito è arduo, occuparsi di loro, capire i bisogni sanitari e quindi assisterli nella modalità più opportuna. Oggi che questo vada rimodulato, ad esempio pensavo l'altro giorno che spesso noi ci dedichiamo ai pazienti di una diagnosi diciamo meno grave, invece questa è una cosa errata a mio giudizio, bisogna partire ad assistere i pazienti più gravi perché lì il compito è difficile, è più arduo, è più ampio e quindi necessitano di un'assistenza sicuramente che è gravosa e quindi migliore. L'obiettivo della vostra associazione? L'obiettivo della nostra associazione è rendere facile l'accesso alle cure e fare da case advisor, cioè consigliere di cura, capire cosa deve fare un paziente affetto da Alzheimer, dove rivolgersi, come rivolgersi, quali esami fare, qual è l'iter diagnostico e le strutture a cui bisogna soprattutto rivolgersi per essere assistiti al meglio. C'è un'evoluzione nella cura della malattia? Sì, adesso c'è sperimentazione in molti centri italiani un anticorpo monoclonale che è l'Lecanemab, però anche questo anticorpo non è scevro di effetti collaterali perché ha una casistica ristretta di arruolamento, perché determina anche edema cerebrale, cioè gonfiore del cervello e anche delle emorragie cerebrali, quindi i soggetti devono essere sottoposti a delle risonanze ravvicinate proprio per essere monitorati lungo il decorso del trattamento. Il ruolo della famiglia quanto è importante, dottor Provenzano? Più che importante oserei dire determinante a questo punto, perché già un paziente affetto da Alzheimer è onorosissimo assisterlo, è gravoso. E poi quando si ritrova sprovvisto da un supporto familiare la cosa si complica maggiormente, perché bisogna pensare a lui H24, quindi trovare una correlazione tra i bisogni, l'assistenza, il territorio, insomma è un compito abbastanza difficile. E quei primi sintomi come si manifestano? E questa è una domanda che le ringrazio. L'Alzheimer non ha una sintomatologia classica, ogni caso, ogni paziente differisce l'uno dall'altro. Uno potrebbe presentarsi con ad esempio un'accentuazione dei tratti temperamentali, caratteriali, l'altro potrebbe presentarsi sotto una forma depressiva e l'altro con i sintomi classici, perdita della memoria, quindi disorientamento. Questi sono diciamo, i sintomi più eclatanti che sono comuni alla patologia dementigena. Oggi questa iniziativa sulla rete assistenziale nel territorio con diversi medici di base a confronto e con gli obiettivi di questo dialogo con gli altri medici. Sono due giornate che ritengo davvero fondamentali perché la centralità del medico di medicina generale nell'approccio del paziente con demenza è davvero fondamentale. La cura del paziente con demenza riguarda non solo il portatore della patologia, ma anche e soprattutto chi si prende cura del paziente, la famiglia, che rappresenta più delle volte proprio il caregiver dell'utente. Quindi il ruolo è veramente strategico, quello del medico di medicina generale, è colui che più di qualunque altro conosce i bisogni reali del paziente, i bisogni della famiglia che non dobbiamo mai tralasciare, per cui questa integrazione questa collaborazione permette di dare una risposta integrata ai bisogni che sono sempre mutevoli nei pazienti con demenza e solo con questa risposta integrata e implementando la collaborazione con i medici di medicina generale possiamo migliorare il setting di assistenza del paziente e della famiglia. Oggi è sito in centro presso l'ASP. Ecco, che tipo di assistenza fornite e che consigli dà come medico? Il centro dell'ASP proprio
è un centro per i disturbi cognitivi in cui la funzione fondamentale è quella di prenderci cura del paziente, cura non solo nel termine di curare il paziente solo da un punto di vista farmacologico. Il paziente con demenza va curato affettivamente, va curata la famiglia, va assistito sin dall'esordio, accompagnato in tutto il percorso della malattia, andando incontro al fabbisogno del paziente sotto tutti gli aspetti, che sia medico, psicologico, sociale, in modo da poter garantire un'adeguata assistenza. E in questo diciamo che cerchiamo sempre di organizzare degli eventi che portano alla piena collaborazione col medico di medicina generale, perché solo in questo modo possiamo riuscire anche a fare quanto più possibile diagnosi precoci e prendere in carico i pazienti per accompagnarli nel loro percorso. E consigliare a chi assiste il malato in famiglia in particolare? Il nostro consiglio è proprio quello di prendersene cura, cercando soprattutto di curare l'aspetto affettivo. Il paziente con demenza dimentica, ma non dimentica l'amore, non dimentica l'affetto. Quei sentimenti rimarranno sempre vivi nel paziente, e di questo che il familiare dovrà prendersi cura principalmente. Lei interverrà domani in questa iniziativa dell'Associazione Alzheimeriani Non Più Soli. Quale sarà il suo intervento relativamente all'istituzione dell'infermiere di famiglia? L'intervento è mirato intanto ad evidenziare qual è il ruolo dell'infermiere di famiglia, l'implementazione di questa figura all'interno del nuovo DM 77 del 2022, quindi collegato col PNRR Salute, missione 6, e sostanzialmente cercheremo di collaborare, di creare le condizioni perché ci sia una collaborazione fattiva tra le associazioni dei malati, chi si occupa delle patologie di Alzheimer, e il ruolo che hanno gli infermieri di famiglia, che è un ruolo diciamo proattivo, è un ruolo che mira alla presa in carico precoce dei pazienti, alla loro guida e alla loro tutela. Non solo ai pazienti ma soprattutto ai familiari che vivono una situazione quindi particolarmente... da affiancare al medico di famiglia? Sì, sostanzialmente in collaborazione appunto con i medici di famiglia e con gli specialisti che si occupano della materia.